Gentili signore e signori, buonasera da Fausto Pozzan. È domenica 28 novembre 2021, vi parlo dal Pala Ferrarin di Breganze, dove fra qualche minuto, per la sesta giornata del campionato di Serie A2 Regular Season, si affronteranno la locale formazione dell'Hockey Veneta Lab Breganze e il ospite di serata, l'Hockey Bassano 54 di Serie A2, seconda squadra dell'Ubrocker Bassano. Prima della partita verrà reso il doveroso omaggio alla memoria della persona che fondò l'Hockey Breganze insieme ad alcuni altri appassionati proprio 60 anni fa. Stiamo parlando di Eugenio Leoni, 89 anni, che ci ha lasciato proprio ieri. Non è stato solo il fondatore dell'Hockey Breganze, ne è stato l'anima, l'allenatore della prima Coppa Italia, l'allenatore del primo scudetto, ed è stato anche allenatore della nazionale di hockey pista, che condusse a un brillante terzo posto ai mondiali di San Juan nel 1970, poi accompagnò la nazionale italiana per quasi tutta la decade degli anni 70, cogliendo risultati importanti, ed è alla sua memoria legato anche il Bassano, perché il Bassano nel 1981 con lui alla guida vinse il suo primo trofeo, cioè la Coppa Italia, al termine di una agguerrita finale con il Pordenone. I ricordi di Eugenio Leoni sono numerosi, significa veramente parlare non solo di storia, ma ci permettiamo termini anche forse che vanno oltre, cioè del mito, perché sicuramente iniziare dal nulla uno sport che non era conosciuto a Breganze e che lui non conosceva, era un appassionato dirigente di ciclismo, si cimentò da zero, ma con una grande passione, e poi dimostrando grandissima competenza ad occuparsi di questo sport e ad essere una guida costante e importante dal punto di vista tecnico, ma soprattutto morale, per i giovani dell'epoca, tra i quali per esempio si ricorda proprio colui che ci lasciò 4 anni fa, e che è Gianni Pallaro, il capitano degli indimenticati 2 scudetti di Breganze, e che ci piace pensare in questo momento che sia lassù da qualche parte a fare allenamento con Eugenio Leoni alla guida. Permetteteci questa divagazione poetica, ma è importante pensare con affetto e con eterna riconoscenza a questa persona che ha permesso di dare vita a un qualcosa che ormai è diventato una realtà di questo comune di 8.000 abitanti, che ha tra i suoi tratti caratteristiche proprio questo sport, che l'ha vista primeggiare anche e soprattutto grazie a lui, almeno per una buona quindicina d'anni, e che quindi è giusto ricordare. Prima della partita verrà appunto osservato un minuto di silenzio dedicato alla memoria di Eugenio, detto Genio Leoni. Numerosi messaggi di cordoglio. Ci è piaciuto per esempio il ricordo particolare che ha fatto di lui Mino Battistella, che è stato il primo grande campione dell'Hockey Breganze, scoperto da lui, e che ha avuto parole dolcissime, assolutamente meritate, nel caro di Eugenio, che è una persona umile, schiva, ma assolutamente capace e competente, come appunto dimostrò nel suo ventennio, perché lavorò per circa 20 anni come tecnico, raggiungendo appunto le più alte vette, tra cui quella di commissario tecnico di una nazionale che comunque seppe, dopo il titolo mondiale del 53, arrivare comunque sul podio iridato nel 70, in quelli di San Juan, i mondiali in Argentina. Le cronache dell'epoca ricordano di un'accoglienza trionfale riservata alla nazionale italiana, che fu assolutamente festeggiata dai numerosi emigranti italiani. Antonio Leoni ricordava quell'episodio con grande riconoscenza e sincera commozione a distanza di anni, così come è inevitabile commuoversi pensando a cosa seppe fare quel Breganze, composto da soli atleti locali alla sua guida, conquistando il primo indimenticabile scudetto al termine di quel memorabile spareggio di Modena nel 1976, Modena che aveva portato fortuna anche in occasione del primo successo senior del Breganze, vale a dire la Coppa Italia. Ma se si pensa che nel 1961 Breganze iniziò la sua attività, quindi si iscrisse al campionato di promozione di Serie C,
e solo 4 anni dopo seppe conquistare la Serie A con Eugenio Leoni alla guida. Già questo potrebbe bastare per dire la grandezza di quel personaggio, della sua intuizione e della sua capacità di aggregare i giovani dell'epoca, che nella palestra dell'Oratorio Don Bosco, allora sede delle partite dell'Hockey Breganze, che qualche volta sfiorava la legge di impenetrabilità dei corpi, perché era una palestra che vide anche oltre 1 migliaio di spettatori in quei memorabili anni 70. Con lui alla guida, appunto, Breganze scrisse pagine di storia sportiva e la scrisse anche a Bassano, e quindi pare quasi uno scherzo del destino che questa sera le formazioni di Breganze e Bassano siano accomunate da questa partita per rendere omaggio alla memoria di un personaggio che è ancora vivo assolutamente in tutti i cuori degli sportivi breganzesi e che ci ha lasciato ieri alla veneranda età di 89 anni, e che tutti assolutamente, compreso chi vi parla, ricordano con affetto. Io sono stato anche modestamente allenato da lui, ma appunto calchiamo la mano sull'aggettivo modesto, perché ben altri sono stati i giocatori da lui scoperti e lanciati. Appunto abbiamo ricordato Mino Battistella, ma non solo, Gianni Pallaro, i cugini Saccardo, Arone Cerato, e poi i ragazzi della prima formazione, i vari Franzan, Celler, Giampaolo Conte, Moresco e tutti coloro che fecero la storia una alla volta di quella straordinaria avventura che continua dopo 60 anni. Ed ecco qui quindi il Hockey Breganze con il lutto al braccio, come doveroso, e che tra qualche istante assieme al Bassano osserverà il minuto di silenzio in memoria di Eugenio Leoni. Tra l'altro proprio la maglia del Breganze ha il leone come stemma, come identificativo, e la prima volta fu usato proprio nel 1976. Il leone venne disegnato allora da un grande personaggio della storia fumettistica che purtroppo anche lui ci ha lasciato, Alberto Simioni. In occasione del primo scudetto breganzese venne adottato appunto il simbolo del leone e dopo 60 anni orna la maglia del Hockey Breganze. Daremo poi la lettura delle formazioni, che alla guida dell'arbitro il signor Sergio Nicoletti, con l'assistenza di Adriano Marangoni, dirigerà l'incontro. Adriano Marangoni sarà l'arbitro al tavolo, ma quello che sarà più importante appunto sarà il minuto di silenzio che verrà osservato prima dell'incontro. Lasciamo parlare lo speaker, che è il mio collaboratore di giornata, il telecronista Renato Sergio, che assieme a me commenterà questo match. La società Hockey Breganze, a nome del presidente Stefano Volpe, di tutti gli atleti e di tutti i collaboratori, vuole rendere Tra qualche istante il minuto di silenzio. Colui che dell'Hockey Breganze è stato prima di tutto il padre, poi un indimenticabile allenatore che ha portato la società ai vertici di questo sport, di cui successivamente è rimasto il più grande appassionato, con un cuore rosso-nero che rimarrà per sempre nei ricordi di tutti. Osserveremo un minuto di silenzio in omaggio a Eugenio Leoni, breganzese, che per un ventennio ha guidato la società. Doveroso l'omaggio a Eugenio Leoni, minuto di silenzio molto sentito. Formazioni delle squadre. La formazione ospite del Bassano schiera i portieri Davide Merlo e Cesar Camillo Bertuzzo, Merlo con il 30, Bertuzzo con l'11.
Gli esterni sono Bruno Caberlon con il 7, Jacopo Geremia con il 6, Guido Sgaria con il 4, Davide Dalla Giustina con il 33, Filippo Menon con il numero 8, Alessandro Toniolo con il 77, il capitano della formazione ospite, Elia Guglielmi con il 21, Riccardo Tessarolo con il 2, l'allenatore Luis Nunes per il Braganze. I portieri sono Marco Zanfi con il 26 e Jacopo Veller con il 10. Gli esterni, Capitan Silvio Costenaro con il 29, Stefano Dal Santo con il 53, Andrea Dalla Valle con il 73, Ramiro Torres con il 57, Antonio Bertollo con il 68, Tommaso Volpe con il 7, Christopher Bozzetto con il 6, Ettore Borbieri con il 3, l'allenatore Nestor Perea, primo anno a Breganze, argentino. Abbiamo ricordato prima che Eugenio Leoni ottenne la sua prima grande affermazione da tecnico della nazionale conquistando il terzo posto ai mondiali di San Juan 1970. Ciao Sergio. Buonasera a tutti. Allora, questo match vede Breganze che ha osservato il turno di riposo e quindi la sua quinta fatica stagionale deve riprendersi dall'ultimo stop casalingo avuto contro Novara che peraltro non è più una meteora perché in classifica ha già 12 punti e quindi le leggeremo magari dopo il primo time out. Vediamo quindi i primi starting five. Bassano con Merlo in porta, Toniolo, Menon Dalla Giustina, Breganze con il suo quintetto base visto che c'è il rientro di Silvio Costenaro, e cioè con Marco Zanfi, Torres, Costenaro stesso, Dalla Valle e Dal Santo. Andiamo in cronaca, vai Sergio. Buonasera a tutti, come dicevamo prima il Breganze viene dal turno di riposo, ora vediamo il Bassano in zona dell'area del Breganze, tentativo da distanza, Sgaria, il numero 33 del Bassano, attenzione, riparte il Breganze, Torres, Dalla Valle ancora per Torres riesce, gol di Ramiro Torres, subito in gol il Breganze con l'argentino terribile Ramiro Torres. Quindi 24-06, Breganze passa in vantaggio, poche fasi di studio, quindi Bassano che ha cercato di imprimere un po' un'azione più sul possesso palla, Breganze è ripartito veloce e con classica azione da dietro porta ha trovato il gol del vantaggio con il suo numero 57, match quindi che si indirizza nel modo giusto per la formazione di casa al cospetto di un'avversaria che ha un solo punto in classifica ma che è comunque composta da giocatori esperti, ricordiamo Guido Sgaria, lo stesso Dalla Giustina e Toniolo, Davide Merlo è comunque un buon portiere, quindi Bassano è comunque un test importante al di là del punto in classifica. Tra l'altro anche lo scorso anno la formazione di Luis Nunes partì piano, poi seppe riprendersi conquistando risultati di qualità. Ci auguriamo veramente da parte breganzese che non sia così, ma comunque buon divertimento a tutti, anche agli spettatori che ci seguono da Bassano. Speriamo sia una bella partita. L'inizio è dei più incoraggianti, quindi proseguiamo in cronaca con Breganze in possesso. Costenaro dalla distanza, tentativo sventato dal portiere bassanese, attenzione, sempre buona guardia, attenzione quella che fa Dal Santo, l'arbitro non vede nessuna scorrettezza, recupera palla ancora il Breganze che sicuramente aveva bisogno di un turno di riposo dopo una preparazione intensa che ha portato i ragazzi ad avere sicuramente un ottimo livello, ma un po' di stanchezza probabilmente si è fatta sentire. Bassano in possesso con Toniolo, scambio con Dalla Giustina, Breganze in tipica pressione alta a cercare di recuperare palla velocemente e riproporre una ripartenza. Qui Dalla Valle aveva avuto un possesso per un attimo, ma ancora la formazione ospite. Qui Stefano Dal Santo a contendere il possesso a Guido Sgaria, alla meglio il numero 53 locale. Breganze questa sera in formazione bianca, in maglia bianca scusate, maglia bianca che fu la maglia degli inizi dell'allora polisportiva CSI Breganze, allenata dal presidente allenatore Eugenio Leoni.
Qui c'è un tiro dalla distanza che trova purtroppo per Braganza i pattini di Stefano Dal Santo. Autore della conclusione è Ramiro Torres. Ancora Ramiro, sembra abbia avuto un buon impatto sul match. Ramiro a manovrare il dito porta. Importantissimo, vediamo dai primi minuti il rientro del capitano Costenaro per la squadra, sicuramente un sostegno che è mancato nella passata giornata di campionato. Dalla Valle recupera ancora Dalla Valle da metà campo, Dalla Valle per un soffio. Il tiro è stato respinto da Davide Merlo, autore di una buona parata nella circostanza, che è stato invece punito dalla rapida azione dietro porta di Ramiro Torres per il vantaggio breganzese dopo nemmeno un minuto dall'inizio del gioco. Qui c'è il primo fallo di squadra, viene fischiato contro Bassano, quindi situazione falli 1-0, 1 quello commesso da Bassano, 0 Breganze, ma quello che è più importante è il punteggio, che dopo nemmeno 4 minuti vede Breganze avanti 1-0. Attenzione Dalla Valle, sua penetrazione, la conclusione, ancora bravo il portiere ospite. Riparte Guido Sgaria, che tra l'altro è un ex Filippo Menon, tipico prodotto del bevaio bassanese, come del resto lo stesso Toniolo e Merlo. Ancora Torres, la ripartenza chi chiude la traiettoria di tiro dalla Giustina, che è tienese. Guido Sgaria, la ripartenza per Toniolo. Toniolo è dotato di un ottimo tiro, viene chiuso giustamente da Stefano Dal Santo. E allora ancora Bassano, che ha chiamato time out a manovrare. Il Bassano in attacco adesso, vediamo dietro porta Dal Santo, difende la porta del Breganze Sgaria. Sgaria, era una pericolosa palla filtrante perché Marco Zanfi non l'aveva vista. Riparte comunque Breganze con il suo numero 73 Andrea Dalla Valle, lo scambio con Ramiro Torres. Ragazzi, che ha iniziato il match con ottimi ritmi, pressione alta, possesso palla veloce, senza troppi frontoli, una buona conclusione in diagonale di Stefano Dal Santo. Il primo time out intanto, quindi approfittiamo per leggere la classifica parziale, che dopo 6 giornate, ma dobbiamo rendere conto dei turni di riposo, Breganze per esempio ha già osservato il suo, vede dopo 6 turni in vantaggio Montecchio Precalcino con 15 punti, a seguire Roller Bassano che osserva questa sera il turno di riposo, il Novara e il Tristino con 12, a 9 il Breganze e poi lo Scandiano che ieri si è imposto sul piede su una partita molto importante, e poi via via tutte le altre. Come dicevi prima tu Fausto, sicuramente il solo punto in classifica del Bassano non deve ingannare, perché proprio nell'ultima partita contro lo Scandiano comunque hanno tenuto bene il campo e non si sono fatti sì, Bassano ha un tecnico assolutamente esperto e quindi Luis Nunes è un personaggio storico dell'hockey bassanese, anche se di nazionalità portoghese, anzi per la precisione è nato a Luanda in Angola, ed è tra l'altro lo zio di Elder Nunes, uno dei titolari della nazionale portoghese. Riparte tecnico assolutamente capace e competente, e quindi intanto ha già effettuato il primo cambio, è entrato il numero 23 Guglielmi nel Bassano, è uscito Filippo Menon, è entrato anche e c'è il secondo gol di Ramiro Torres. Tiro a incrociare da metà campo, non l'ha vista partire Davide Merlo, probabilmente gli ha fatto velo anche il neo entrato Jacopo Geremia. Bassano che in pista quindi in questo momento Geremia dalla Giustina, Guglielmi e Sgaria, tra i pali Davide Merlo. Comunque quando mancano 19:38 Breganze avanti 2-0, quindi Breganze sta indirizzando il match sulla giusta direzione. Attenzione qui Guido Sgaria è andato a sfidare Marco Zanfi, quindi Bassano ha un soffio da accorciare le distanze. Già doppietta per Ramiro Torres, che sicuramente in queste 2 settimane ha digerito la sconfitta dell'ultima partita, che l'ha visto un po' sottotono dopo le prime 3 partite veramente
ottime. Questa sera sembra aver ritrovato lo smalto delle prime partite di campionato, ma tutti i ragazzi stanno dimostrando un ottimo gioco. È appena uscito l'autore della doppietta che sta per ora indirizzando il match a favore di Breganze, e cioè Ramiro Torres. È entrato Ettore Barbieri. Attenzione Bassano nella prima scelta tattica importante, schierato a zona, a quadrato a protezione del proprio estremo difensore, qui con gli adeguamenti a rombo, quindi con la punta del vertice che in questo caso è Jacopo Geremia. Breganze quindi che dovrà confrontarsi contro questa variante tattica importante. La zona è ammessa dal regolamento ed è sicuramente un fattore in grado di influenzare l'andamento di un match, perché chi gioca, chi è in possesso palla, si trova agli avversari che non seguono il portatore di palla ma proteggono una determinata zona di pista, e quindi diventa fondamentale il saper scambiare bene la palla, passaggi precisi, magari di conclusioni di prima intenzione, per andare a sorprendere il portiere. Lo scopo è ovvio, quello di conquistare palla rapidamente, approfittando appunto di un disorientamento di chi attacca per ripartire con veloci contropiedi. Vedremo infatti Néstor Pérez ne è subito accorto e ha chiamato time out, dando le istruzioni del caso, spiegando come affrontare questa variante tattica scelta da Luis Nunes, che non è nuovo a queste scelte di carattere tattico, confermando la sua natura di tecnico competente ed esperto. Sì, questa sera sicuramente siamo di fronte a due squadre giovanissime, ma come hai detto tu Fausto, con due allenatori molto esperti che sanno sicuramente gestire questi giovani. Tentativo ora del Bassano, ora il Breganze recupera con Dalla Valle, Costenaro per Dal Santo, scambio con Costenaro, il giovane Barbieri, Dalla Valle, vediamo Dal Santo, Barbieri davanti alla porta, recupera ancora Dalla Valle per Barbieri dietro porta, Dal Santo perde palla, Dal Santo, Sgaria, attenzione, fuori il tentativo di Sgaria, riparte immediatamente il capitano Costenaro per Dalla Valle, attenzione, Costenaro ancora difende, nessuna scorrettezza, Barbieri, viene recuperata ancora la palla dall'ex Sgaria, che comunque vediamo molto attivo. Passando in possesso con Jacopo Geremia, figlio d'arte. Il padre Mike giocò anche una finale scudetto nel 1994 ed è un allenatore delle giovanili bassanesi. Jacopo sta facendo varie esperienze, gioca sia con la Serie 2 che con l'Under e con la 2 della Bassano. Breganze in possesso, ottima la giocata precedente con Stefano Dal Santo, che simulato lungo sponda e ha servito al centro per un tappino avvicinato, mi sembra Barbieri. È una buona variante questa. Attenzione qui il tentativo di filtrante da parte di Silvio Costenaro, con buona guardia la difesa ospite, riparte Elia Guglielmi che si tenta di infilarsi all'interno della difesa rossonera. Si riparte dall'altra parte però con Ettore Barbieri, classe 2005, primo anno in prima squadra per lui. E allora Silvio Costenaro a mettere ordine. Breganze d'altra parte è avanti nel punteggio. Bassano forse ha adottato questa tattica difensiva anche per limitare lo strapotere tecnico di Breganze. Per ora la tattica sta dando buoni frutti, però Breganze riconquista palla subito con Stefano Dal Santo e riparte un'altra manovra con capitano Costenaro. Sì, il Breganze veramente sembra questa sera quello delle prime partite, sicurezza in campo, anche Costenaro, Barbieri, gol di Ettore Barbieri, 15:44, è la prima rete in A2 per il giovane prodotto del vivaio locale, che viene complementato dai compagni, conclusione di prima intenzione, e questo può essere un fattore tale da orientare Nunes a non scegliere la zona, perché è stato un passaggio all'interno
zona difensiva, cioè dal quadrato difensivo di Bassano. E quindi Braganza avanti 3-0, qui c'è subito un tentativo di reazione con il tiro di Geremia, ma fa buona guardia Marco Zanfi, ancora dalla Valle, la palla che danza pericolosamente davanti a Davide Merlo, poi la recupera per i suoi capitan Toniolo, l'accelerazione di Toniolo con Barbieri che gli impedisce la specialità di Toniolo, cioè il tiro da lontano. Bene, Braganza ha avuto un ottimo impatto sul match, Bassano sembra abbastanza intimidito in questa fase e il fattore scatenante forse è proprio la fase difensiva che Braganza sta interpretando in maniera sicuramente efficace, e quindi Braganza è avanti di 3 dopo 10 minuti. Tutto bene per la formazione di casa che vuole onorare quindi al meglio la memoria di Eugenio Leoni. Importantissimo a mio avviso il gol del numero 3 breganzese Barbieri. Ho avuto proprio poche settimane fa la fortuna di intervistarlo e mi è parso un ragazzo deciso e sicuro dei suoi obiettivi da portare avanti. Sicuramente questo gol dà morale a tutti i giovani di questo Breganze. C'è la ripartenza, potenziale 3 contro 2, attenzione, c'è un paio di squadra, il signor Nicoletti vede un blocco irregolare di Dal Santo, riparte velocemente Bassano, le squadre si stanno allungando, attenzione, palla vagante, Geremia, un passo da Marco Zanfi che gli chiude la porta, ancora Sgari a manovrare, Guglielmi, Bassano che cerca il possesso prolungato anche per cercare un po' di limitare lo strapotere tecnico sin qui messo in mostra dalla formazione di Nestor Perea, che palesa una buona condizione tecnica e soprattutto di forma fisica nella circostanza. Pare riassorbita quindi la brutta botta dopo la sconfitta casalinga con Novara che però dall'alto dei suoi 12 punti sta dimostrando che è un cliente scomodo come quasi tutte le formazioni di questo campionato di A2. Intanto c'è il tentativo da lontano di Sgaria che non trova la porta, attenzione Guglielmi a scambiare con Toniolo, Costenaro che rinviene su Geremia, ancora Bassano in possesso con Toniolo, Guglielmi, avanti Bassano tentativo, palla che ora è per il 77 di Bassano, il 23 attenzione, tentativo, si fa trovare pronto Zanfi, ancora il Bassano che manovra, recupera ancora una palla dalla Valle, riparte Dal Santo, numerose le palle recuperate dalla Valle, il capitano Costenaro per Dalla Valle. Dalla Valle cerca di bucare la difesa del Bassano ma perde palla, riparte Guglielmi fa tutto da solo, Guglielmi davanti a Zanfi ancora una volta si dimostra l'uomo in più. Bravo Zanfi, bravo Guglielmi, si è incuneato bene tra le maglie della difesa breganzese che non deve commettere questo errore che era già costato caro nell'incontro casalingo con Novara. Sicuramente Nestor Perea non avrà apprezzato questa interpretazione del fondamentale difensivo da parte dei suoi giocatori, mentre in attacco Breganza ha manovrato bene, non ha fatto una piega dopo la scelta di ricorrere alla zona da parte della formazione ospite, che riparte qui con Guglielmi. Sgaria, attenzione, cerca il filtrante, il più lesto comunque a recuperare sfera per i suoi è Jacopo Geremia, ancora Guido Sgaria, 1 contro 1 con Barbieri, lo lascia sul posto, tenta di sorprendere sul primo palo Marco Zanfi che però fa buona guardia. Ecco la prima conclusione da lontano di Toniolo e c'è un time out, lo ha chiamato ancora una volta Luis Nunes. 12-0-1 al termine, match sicuramente condotto a buoni ritmi da entrambe le formazioni, partita tutto sommato piacevole. Sì, sicuramente il Breganze vuole riprendere il percorso che l'ha visto protagonista nelle prime 3 giornate. Hanno preparato sicuramente benissimo questa partita. La Serie A2 abbiamo visto che non perdona niente a nessuno, tutte le partite sono da giocare e vincere per sperare e soprattutto considerando il fatto che il campionato di A2 si gioca in primavera quando ci sarà la fase finale, cioè i playoff. Ricordiamo la formula, le prime 8 di entrambi i gironi giocano gli ottavi e quarti a eliminazione diretta, le semifinali sono incrociate
nel senso che le vincenti dei rispettivi quarti affrontano le squadre del girone centro-sud per andare a creare una Final Four alla quale partecipano le prime 4. Le sfidanti della doppia semifinale di fatto sono già in A1, giocano la finale per il primo e secondo posto, le vincenti delle 2 semifinali. La finale del terzo e quarto posto serve nel caso in cui ad essere promossa in A1 sia una seconda squadra di A1, come nel caso del Bassano per esempio, ma ci sono altri casi, per esempio nel girone sud ci sono Porto di Marmi e Sarzana, lo stesso Correggio nel girone nord, quindi è stata ideata questa formula a evitare concomitanze di squadre vincitrici di classifica, perché per regolamento una seconda squadra non può andare in A1. Quindi questa è la scelta, e quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che questo campionato, che ha la sua regular season, che è importante, comunque non può prescindere dal fatto che si gioca tutto in primavera. Comunque si riparte dal Santo a contendere il possesso a Sgaria, che è più lesto a rubargli sfera. Riparte Bassano a centrocampo, ora cerca di organizzarsi per cercare di sbloccare questo risultato che li vede ancora a 0 gol. Recupera, che nel frattempo è rientrato in campo Ramiro Torres per Dal Santo, perdono palla, riparte il Bassano, ancora tentativo insidioso quello che ha provato, ma i difensori del Braganza si sono fatti trovare pronti. Barbieri, Sgaria, parte al limite dell'area il Bassano, recupera ancora una volta palla il capitano Costenaro. Barbieri per Dal Santo, tentativo di Barbieri, recupera una buona ancora. Ripartenza in contropiede di Braganza, un gioco a 2 Dal Santo Barbieri, con Barbieri che di prima intenzione ha trovato molto attento Davide Merlo a negargli la gioia della doppietta personale. Guglielmi, che si è dimostrato sin qui forse l'atleta maggiormente pericoloso tra gli ospiti, qui perde una cattiva palla per il suo Toniolo. Attenzione, qui cercava il filtrante Torres per Dal Santo. Riparte Bassano, Toniolo, Sgaria, a un passo Sgaria dal trovare Toniolo sul secondo palo, mette ordine per i suoi Ramiro Torres e fa ripartire Braganza. Sceglie la manovra ragionata a 10 minuti dal termine, con Braganza avanti 3-0. Ramiro Torres con la sua doppietta, che quota è, Sergio? Allora vediamo subito, Ramiro Torres con la doppietta di questa sera ha raggiunto quota 12 gol. 12 segnature, 12 gol non male per questo ragazzo, classe 2002, primo anno in Italia, su cui punta naturalmente la società di Stefano Volpe per essere protagonista in questo campionato di A2 dopo la retrocessione dello scorso anno. Orientato intanto dalla Giustina a dargli il cambio Guglielmi, che è stato sicuramente l'elemento più pericoloso tra gli ospiti. Ancora Jacopo Geremia a cercare sul secondo palo con la palla alta Toniolo, ma siamo dall'altra parte con Silvio Costenaro che recupera un'ottima pallina, l'alza schiaccia di Silvio Costenaro, palla sopra la traversa, ma buono il gesto tecnico del capitano braganzese. Si sente sul ritorno in pista, vero Sergio? Come ho detto nelle precedenti telecronache, anche che ho avuto il piacere di commentare, Silvio Costenaro a mio avviso merita veramente una nota di merito per il cambiamento che ha fatto da un anno a questa parte. Veramente un impegno che sul campo si nota. Riparte Braganza che ha conquistato ancora sfera, Bassano che ha rinunciato alla zona, schieramento classico difesa uomo bassa, viene a prendere dopo la metà campo gli attaccanti braganzesi, ma riparte adesso Guido Sgaria per i suoi, è l'ex di turno, ricordiamo. Attenzione qui, bello il lancio di Silvio Costenaro, purtroppo impreciso, era un'ottima intenzione ma non si è tradotta in altrettanta precisione, quindi siamo dall'altra parte con Filippo Menon a proporre un'azione offensiva per i suoi. Toniolo, Sgaria, ancora Toniolo, palla accompagnata, vigila Marco Zanfi, sarà ancora possesso per Bassano. Il Bassano ora è pronto a ripartire,
Sgaria. Sgaria prova ma perde impreciso il passaggio di Sgaria. Toniolo per Sgaria. Ancora Toniolo prova il tentativo, recupera Barbieri per il Breganze. Barbieri. Ottimo l'intervento del portiere del Bassano. Ora ancora il Bassano in attacco. Scontro duro con Dalla Valle, fallo a favore del Bassano. Sì, fallo di squadra, il secondo commesso da Breganze, 7:23 al termine. Buona la ripartenza di Ettore Barbieri, che ha trovato comunque Davide Merlo pronto alla respinta. Davide Merlo è sicuramente un portiere capace ed esperto, classe 98. Già il secondo anno consecutivo in A2, questo esperimento che ha fatto la società bassanese, che ha scelto di giocare in A2 per far crescere anche i suoi giovani, perché comunque Toniolo è un 99, Geremia è un 2003. Attenzione qui Dalla Valle, ottimo scambio con Torres. Breganze comunque concentrato in partita, quello che vuole il suo allenatore. Deve continuare a lavorare bene in difesa Breganze per indirizzare questo match nel giusto ambito. Con un fallo di squadra, il terzo commesso dagli ospiti. Sta lasciando giocare il signor Nicoletti, il che agevola lo spettacolo, perché le squadre sostanzialmente si stanno comportando in maniera corretta ed è un bel derby, uno dei tanti di questa A2 che vede Breganze protagonista dopo quasi 20 anni. Attenzione, c'è il gol di Bassano, la deviazione ravvicinata di Guido Sgaria, l'ex di turno, che a 6:20 approfitta di una leggerezza difensiva, quello che non deve mai commettere Breganze, e accorcia le distanze per i suoi. Breganze avanti 3-1, sostituisce l'autore del suo terzo gol Ettore Barbieri con Christopher Bozzetto, con Bassano che ha fatto entrare Jacopo Geremia, è uscito Toniolo. Luis Nunes sta facendo ruotare la panchina, anche se ne ha 3 fuori, che sono, anzi 2. Sono Caberlon e il giovane Tesarolo, classe 2004. Riparte Bassano che ha accorciato, quindi vediamo se il punto del 1-3 darà coraggio e linfa alla formazione ospite. Breganze può rintuzzare questo tentativo di Bassano se si mette a lavorare meglio in difesa e a concedere meno conclusioni. Comunque riparte ora la formazione di Nestor Perea, che ha chiamato time out. In possesso Ramiro Torres, lo va a fronteggiare Jacopo Geremia. Ancora Ramiro Torres in possesso, tenta da alta schiaccia, azione velleitaria questa del 57 rossonero. E allora siamo dall'altra parte con Jacopo Geremia, la palla di prima ma recupera bene Ramiro Torres per i suoi, l'accelerazione di Torres, Bozzetto, Torres ancora, gli chiude la possibilità di tirare Jacopo Geremia con un ottimo intervento difensivo. E allora siamo dall'altra parte con Bassano in possesso. Bassano in possesso, Sgaria messo all'angolo da Dalla Valle, recupera ancora la palla il Breganze. Costenaro, attenzione, tentativo da fuori del Breganze. Ora riparte subito il Bassano, ritmi altissimi, quelli che caratterizzano questa A2 che è molto impegnativa. Bozzetto recupera una buona pallina per i suoi, riparte dalla Valle, tentava di servire Costenaro, tentativo di gioco di Dalla Valle dietro porta a imitare magari Ramiro Torres, che ha segnato così la prima rete che ha portato in vantaggio Breganze dopo nemmeno un minuto. Ma qui siamo a 4:10 al termine della prima frazione di gioco con Breganze avanti 3-1. La conclusione è murata, riparte Torres. La conclusione di Torres, peccato non trova la porta, palla alta. Sarà possesso per Bassano dopo il time out. Time out chiesto da Nestor Perea, che vorrà sicuramente richiamare i suoi a una maggiore attenzione nella marcatura difensiva.
Breganze ha indirizzato favorevolmente il match con un atteggiamento difensivo, soprattutto nei primi minuti, particolarmente attento e pressante. Ha recuperato numerose palline vaganti e di queste hanno approfittato gli uomini di Ernesto Pereira per andare sul triplo vantaggio, eludendo anche il tentativo del Bassano di difendere la zona. Poi Bassano però ha trovato l'unico momento di disattenzione difensiva fin lì di Breganze, il gol del parziale 3-1 con l'ex di turno Guido Sgaria. E allora il match è ancora vivo, perché con solo 2 gol di scarto non consentono assolutamente sonni tranquilli in uno sport come l'hockey pista. E allora prepariamoci ad assistere agli ultimi 4 minuti di questo primo tempo. Saranno distrazioni, come dicevi tu prima Fausto, che sicuramente nel mese di dicembre per il Breganze non andranno fatte. È un mese di dicembre caldissimo, quello che vede il Breganze già dal prossimo turno affrontarsi contro il Roller Bassano, che dalla classifica è secondo a 12 punti. Sempre a dicembre la Breganze affronterà Symbol Modena, anche un'ottima squadra quella del Modena, e la terza partita di dicembre sarà proprio contro la prima in classifica attualmente, che è il Montefiorentino. Costenaro, ottima azione di Costenaro, ben imbucato da Christopher Bozzetto. Non è riuscito a chiudere il testa a testa con il portiere avversario. Intanto qui c'è un infortunio per Dalia Giustina. Ferma il gioco il signor Nicoletti. È stata una buona ripartenza di Breganze con Bozzetto che ha ben imbeccato Capitan Costenaro, che ha cercato di aggirare il portiere ospite, non ci è riuscito. Intanto Dalia Giustina dà il cambio a Elia Guglielmi. Caberlon, che è entrato in pista anche lui per gli ospiti. Fallo 10 secondi, riparte Breganze rapidamente, però perde palla, e sono questi errori di attenzione, la mancanza della giusta intensità, che sicuramente non faranno felici il mister locale. Passando in possesso con Jacopo Geremia all'indietro per Guido Sgaria. Va a sfidarlo Ramiro Torres. Fallo di squadra di Torres ai danni di Guido Sgaria. Riparte Bassano. Conquista una buona pallina, Bozzetto per Breganze. Tentativo di alza e schiaccia sulla palla vagante, arriva Torres, la conclusione, la parata di Davide Merlo. Elia Guglielmi gli contende il possesso Ramiro Torres, che guadagna un buon possesso per i suoi. Allora Breganze, punizione per Breganze, angolo basso nella destra del fronte d'attacco della squadra rossonera, questa serie in maglia bianca. Costenaro, Torres, l'accelerazione di Torres lungo sponda. Altro fallo di squadra, lo ha commesso Jacopo Geremia. Torres, il tentativo di servire Bozzetto, si chiudono bene le maglie della difesa ospite. Riparte Caberlon per i suoi, Geremia, Guglielmi, Sgaria, Guglielmi, ancora Geremia. Bassano che sceglie la manovra ragionata. Breganze che si concentra sulla fase difensiva, cercando magari di recuperare e di approfittare di qualche passaggio forzato degli ospiti, come in questo caso con Guglielmi. Infatti ringhia subito su Jacopo Geremia dal Santo, che cade. La spinta c'è stata, ma il signor Nicoletti l'ha giudicata ai limiti della regolarità. E allora siamo dall'altra parte con Ramiro Torres. Breganze quindi che affronta in possesso gli ultimi 2 minuti del primo tempo, la conclusione. Breganze ancora con Silvio Costenaro. 1 minuto e 40 alla fine del primo tempo. Torres, tentativo di alza e schiaccia, ma Sgaria è pronto sulla palla. Riparte ora il Bassano. Sgaria all'indietro per Geremia, giovanissimo Geremia. Geremia tenta, ma Dal Santo ferma il tentativo di Geremia. Dal Santo per Bozzetto, ma perde palla Bozzetto. Riparte Sgaria per il Bassano, recupera di nuovo la palla Ramiro Torres per Dal Santo. Ramiro Torres, troppo lunga per Ramiro, che recupera ha atterrato Ramiro Torres in modo falloso. Sesto fallo di squadra per gli ospiti.
Sì, Breganze all'ultimo giro di lancette del primo tempo. È una buona ripartenza questa, ha avuto un cattivo controllo ai limiti dell'area Ramiro Torres. L'occasione sfumata, ancora Breganze in possesso con Dal Santo. La conclusione di Torres, la parata di Davide Merlo. 30 secondi al termine. Doniolo per Bassano. Discreta l'affluenza di pubblico stasera. Lato sinistro rispetto alla nostra postazione. La tribuna è discretamente piena e gli Ultras non fanno mancare il loro incessante sostegno alla formazione di casa. Abbiamo avuto modo di sottolineare come Breganze abbia i propri tifosi anche in trasferta. Attenzione Bozzetto che è andato a sfidare Davide Merlo, che non ha fatto una piega a un passo dal punto del 4-1. Siamo a 5 secondi dal termine di questo primo tempo. Ben giocato dalla formazione di casa. Bassano comunque dopo lo sbandamento iniziale ha saputo reagire e trovare il punto del parziale 3-1 e quindi è assolutamente in partita che riceverà quindi tutte le attenzioni del caso per questo secondo tempo, che ci vedrà pronti qui a commentarlo grazie alle telecamere della piattaforma digitale FISR TV. L'operatore di giornata è il nostro caro amico Marian Monteano, che consente a noi di fornirvi questo servizio, sperando sia di vostro gradimento per il pubblico a casa. Finisce qui il primo tempo, a risentirci tra una decina di minuti per il secondo tempo di Breganze Bassano di A2. A risentirci.
bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, qui da Breganze per questa sesta giornata del campionato di Serie 2 regular season, stagione 2021-22. Qui dal Palla Ferrarin di Breganze vi parlano Fausto Pozzani, sottoscritto, e Renato Sergio. Tra qualche istante avrà via il secondo tempo, valevole appunto per questa regular season del campionato di Serie 2, al quale partecipa Breganze dopo circa un ventennio, e che ha visto al termine della prima frazione la formazione di casa dell'Hockey Venia Breganze in avanti per 3-1 in virtù delle reti messe a segno da Ramiro Torres, doppietta per lui. Ettore Barbieri ha accorciato per Bassano Guido Sgaria, e il secondo tempo è ripartito con Breganze che ripropone lo stesso quintetto che ha dato vita all'inizio di questa partita, cioè Capitan Costenaro, Ramiro Torres, Stefano Dal Santo e Andrea Dalla Valle. Costenaro non è mai uscito, ci sembra, tra l'altro. C'è un filtrante di Costenaro. Bassano invece che schiera Geremia Toniolo in questo momento in possesso. Attenzione, una palla deviata pericolosamente, poi Sgaria e Guglielmi, sempre Davide Merlo a difendere i pali della porta ospite, e Breganze in possesso di palla in questo momento. Sì, sicuramente una partita apertissima quella di questa sera al Palla Ferrarin. Riparte ora Ramiro Torres per il Breganze, si difende Ramiro Torres. Dalla Valle, anche per lui un minutaggio quasi pieno nel primo tempo. Torres fa tutto da solo, ma forse vuole un po' troppo, recupera il Bassano che ora riparte. Si riparte con Toniolo. Il Bassano ha avuto un atteggiamento in questi primi secondi di ripresa più meno sparagnino, come si suol dire, quindi una pressione un po' più alta, qualche raddoppio anche di marcatura, ha recuperato palla un paio di volte, e quindi Breganze dovrà sicuramente stare più attento, che Bassano vuole giustamente giocarsi tutte le sue carte. Qui vediamo in azione insistita Jacopo Geremia. Abbiamo avuto modo di ricordare nel primo tempo che è un figlio d'arte, il papà Mike, classe 72. Fu compagno di squadra dell'allenatore Luis Nunes e giocò con lui la finale scudetto del 1994. Intanto qui Davide Merlo nega la gioia del gol a Ramiro Torres, la conclusione da lontano di Stefano Dal Santo. Ancora una volta parata da Davide Merlo, che sicuramente si sta rivelando uno dei migliori elementi della formazione ospite, e consente al Bassano di rimanere in partita. Sicuramente la velocità dell'argentino del Breganze di fronte alla porta fa sempre un po' paura, e dall'altra parte vediamo sempre uno dei pilastri del Breganze, Dal Santo, sempre pronto con le sue conclusioni di potenza da fuori. Qui c'è pressione alta del Breganze con Dal Santo e Torres che per un attimo stavano rubando palle e proporre una pericolosa ripartenza alla formazione di Néstor Perea. Sono i dettami del tecnico argentino, primo anno qui in Italia, primo anno a Breganze. Ancora Ramiro Torres in possesso per la formazione di casa. Dalla Valle all'indietro per Stefano Dal Santo. Accelerazione di Dal Santo, il duello, l'assist, attenzione qui, azione insistita, prima Torres, poi Dalla Valle. Hanno trovato ancora una volta Davide Merlo a ribadire il suo ottimo stato di forma. Qui dall'altra parte con Jacopo Geremia. La ripartenza di Geremia, Guido Sgaria, ma ben controllato da Stefano Dal Santo. Ma ancora Bassano in possesso con Geremia, il raddoppio tentato da Dalla Valle, ma insistita l'azione di Geremia, che trova i gambali di Marco Zanfi a negargli la gioia del gol. E allora Breganze dall'altra parte in possesso con Capitan Costenaro per Torres per Dal Santo. Ancora Costenaro che scambia con Dal Santo e Torres. Dal Santo attaccato, Dal Santo impreciso il passaggio per Dalla Valle, che comunque intervento probabilmente falloso quello su Dal Santo, ma l'arbitro non fischia. Ancora Dal Santo per Costenaro in area davanti al portiere, c'è pronto subito Dal Santo, riparte Ramiro Torres, tentativo da fuori, Costenaro e
importante sicuramente, attenzione, riparte ancora il Breganze. Costenaro si difende, atterrato Costenaro in modo falloso. Siamo a 7 falli di squadra per il Bassano e 3 per il Breganze. Ora sulla palla Torres e Costenaro. Sì, una fase del match abbastanza confusa, qualche palla persa di troppo. Comunque adesso Breganze gioca questa punizione. Bella l'azione precedente con Dal Santo che ha tentato l'ultimo assist per Dalla Valle a un passo dalla porta. Attenzione qui, pericolosa questa azione di Bassano. Disattenzione difensiva di Breganze che non deve commettere per non essere punita. Ricordiamoci comunque che la formazione ospite è formazione esperta e capace anche di ritornare in partita, e allora Breganze non deve assolutamente rilassarsi come in questo caso con forzatura. Buon per Andrea Dalla Valle che la palla respinta da Jacopo Geremia esce dal terreno di gioco, e quindi una nuova ripartenza per la formazione di casa. Classica azione da dietro porta con Torres che si lancia, sta entrando in area ma Guglielmi riviene su di lui e gli contiene il possesso. Dal Santo qui, cattivo controllo, riparte Bassano, Guglielmi, confusione imprecisa anche perché è stata deviata. Torres il primo ad approfittare del rimbalzo della balaustra, a servire Stefano Dal Santo, il testa a testa con Davide Merlo che non si fa irretire dalle finte di Dal Santo. Buona ancora una volta la parata di Davide Merlo, portiere ospite, sicuramente il migliore dei suoi. Sì, un po' confusa sicuramente questo inizio di secondo tempo, anche se vedo un Bassano un po' più deciso. Sicuramente nell'intervallo l'esperienza dell'allenatore si è fatta sentire, avrà cercato di riorganizzare i suoi ragazzi e in questi primi minuti del secondo tempo sicuramente se la stanno giocando a faccia aperta. Ripartenza di Breganze, potenziale 3 contro 2 Dal Santo, il tentativo di chiudere il passaggio per Torres non si chiude favorevolmente per la formazione di casa, per l'ottimo ripiegamento difensivo di Guido Sgaria, e allora siamo dall'altra parte con Guglielmi a combinare con Toniolo. Siamo a metà campo, la finta di passaggio di Guglielmi che si trova chiusa la balaustra dalla presenza di Dal Santo, e allora riparte per Toniolo che tenta un passaggio non look per Guido Sgaria. Cattivo controllo e possesso per Breganze che è una nuova opportunità con il suo numero 73 Andrea Dalla Valle, autore di un ottimo inizio di stagione, sicuramente la punta di Nestor Perea. Andrea Dalla Valle, autore del primo gol della stagione in quel di Montebello. Tanto cade Dal Santo, Dalla Valle in azione insistita, perde palla per l'intervento di Guido Sgaria, riparte Bassano, Toniolo, il tiro burato da Silvio Costenaro. Possesso per Bassano, 18-27 al termine, Breganze avanti 3-1. Il Breganze che sicuramente spera nel più veloce ritorno di Agostini, ancora alle prese con l'infortunio, e sicuramente Agostini è quell'attaccante che potrà dare nuova linfa in un momento decisivo al Breganze, che magari sarà questo inizio di 2022, speriamo si rimetta al più presto Agostini. Sì, l'abbiamo, qui a vedere la partita ha già tolto le stampelle ed è già buona cosa. Si parla che dopo il punto dell'Immacolata dovrebbe cominciare a calzare i pattini, vediamo quando sarà il suo rientro, ma ripeto, la cosa importante è che Breganze assimili bene il sistema di gioco previsto da Nestor Perea, che prevede soprattutto una grande intensità difensiva, e che sia pronto per il rush finale di primavera quando ci si giocherà la stagione. Cioè, attenzione qui, ottimo il passaggio di Torres per Dalla Valle che ha avuto un cattivo controllo a 2 passi dalla porta di Davide Merlo. Era un'ottima opportunità questa per Breganze. Abbiamo il piacere sempre di vedere un Dalla Valle molto attivo, molto grintoso in ogni palla che gioca. Purtroppo mancano ancora quei gol che gli darebbero sicuramente la consapevolezza e la fiducia giusta per non temere nessun portiere, insomma.
Mentre intanto Bassano ha fatto entrare il suo numero 2, Riccardo Tessarolo, classe 2004, una promessa dell'hockey giovanile bassanese. È pronto a entrare anche Tommaso Volpe per il Braganza, un altro dei ragazzini terribili della classe 2005, 16 anni quindi. Ha il primo anno di esperienza in A1. Eccolo qui, Tommaso Volpe fa il suo ingresso in questo momento. Gli ha dato il cambio Andrea Dalla Valle. Sono entrati sinora Antonio Bertollo e Jacopo, secondo portiere Jacopo Veller per Braganza. Azione insistita dietro porta di Ramiro Torres. Jacopo Volpe che già nelle precedenti partite, Tommaso Volpe, scusatemi, già che nelle precedenti partite ha dimostrato veramente una sicurezza, sembra quasi che abbia già avuto esperienze prima anche di questa, ma invece è proprio la prima esperienza per lui. Nessun timore reverenziale per il giovane Tommaso. Qui c'è una buona riconquista a metà campo, peccato per il passaggio di Costenaro che tendeva a servire Torres. Braganza in azione insistita, pressione alta, fallo tecnico assegnato a Bassano, non di squadra, situazione falli, 7 quelli commessi da Bassano, 4 quelli commessi da Braganza. 16:01 al termine, Braganza avanti 3-1. Sicuramente importantissimo il gol di questa sera di Barbieri per dare fiducia proprio. Attenzione qui, Tommaso Volpe, la conclusione a un passo dalla gioia del primo gol in Serie 2, Tommaso Volpe. Riparte il Bassano con Sgaria. Braganza che in pressione alta. E ancora il Bassano che mantiene palla, Dal Santo la recupera ma viene anche atterrato fallosamente ed è cartellino blu. Sì, signor Nicoletti, in sede di commento si potrebbe tranquillamente dire che forse ha esagerato nella punizione di questo giovane atleta, però ha visto l'atterramento e è stato inflessibile. Quindi Braganza avrà un tiro libero diretto, non dovesse trasformare, avrà 2 minuti di power play dopo la pausa, dopo questo time out che è stato chiamato da Luis Nunes, tecnico ospite. 15:30 al termine, Braganza che ha questa opportunità importante per allargare il punteggio. 3-1 sin qui, in virtù delle reti messe a segno da Ramiro Torres, doppietta per lui nel primo tempo, ed Ettore Barbieri. Guido Sgaria per Bassano, nessuna rete nel secondo tempo, sin qui, dopo 10 minuti circa dall'inizio della ripresa di questo giorno dedicato alla memoria del fondatore di questa società, di colui che ebbe la geniale idea, scuse perdonate il bisticcio di parole, di portare l'hockey in pista a Braganza. Qui a vedere la partita c'è Giampaolo Conte, che fu uno dei suoi ragazzi di allora, di quell'inizio degli anni 60, anni che furono importanti per tante cose, e a Braganza furono importanti perché nacque l'hockey pista che dopo 60 anni qui. E giustamente Braganza ha onorato la memoria di Eugenio Leoni, e aggiungiamo anche di Gianni Pallaro, perché quest'anno, proprio oggi, sono 4 anni dalla scomparsa del capitano dei 2 scudetti 76-79 dell'hockey Braganza. Torniamo in cronaca, tiro libero diretto, vai Sergio. Tiro libero che si appresta a battere Dal Santo. Sbaglia Dal Santo l'opportunità che aveva di portare la squadra sul 4-1. Riparte Sgaria, ora si affronteranno i 2 minuti di power play e Dal Santo per Torres, Volpe ancora per Torres, Dal Santo, Torres, tentativo di Torres, parato. Ora il Bassano che dovrà cercare di difendersi. Non è fallo quello commesso da Volpe. Attenzione Volpe prova un alza e schiaccia ma non gli riesce. Braganza ha rischiato su quell'atterramento di Dalia Giustina. Riparte Bassano. Bassano qui stava colpendo. Ancora Braganza in possesso, azione insistita di Costenaro con Torres che si ferma. Braganza vuole giocare un power play ragionato,
anziché approfittare magari degli spazi che si erano creati. Quindi vediamo due manovrare, Costanaro a fare blocco sulle punte, sui difensori del Bassano. Costanaro e Dal Santo a combinare tra loro, sempre Costanaro fermo davanti ai difensori a fare velo o blocco. La conclusione di Dal Santo è stata parata da Merlo. 14:15 dal termine, un problema alla maschera per il portiere ospite, che è stato colpito dal tiro di Stefano Dal Santo. Stefano Dal Santo che ha avuto dal punto di vista tecnico il torto di non capitalizzare il tiro libero diretto. Sul tiro è stato assolutamente impreciso sopra la traversa della porta di Merlo. È giusta l'idea di tirare in occasione del tiro libero diretto anziché scegliere di dribblare il portiere, ha fatto però di centrare i pali della porta. Vero Sergio? Sicuramente sono errori che possono capitare. Questo da quello che abbiamo visto poi anche in questo power play sicuramente ha disorientato un po' la squadra la non realizzazione, ma sicuramente ora vedremo se il power play del Breganze li porterà a sfruttare questa seconda occasione di passare in vantaggio in superiorità numerica. Sì, vedremo dopo questo time out. Ormai l'inferiorità numerica di Bassano dovrebbe essere prossima a terminare. Comunque Breganze ha inserito Ettore Barbieri, è uscito Tommaso Volpe. Tommaso Volpe ha avuto due buone opportunità per sbloccarsi, come ha fatto il suo collega Ettore Barbieri, che è cresciuto assieme a lui nelle giovanili breganzesi. Ettore Barbieri e Tommaso Volpe sono al primo anno di Under 19, ma anche al primo anno di A2. Ecco qui, bellissima rete! E qui c'è stata un'ottima combinazione. Passaggi precisi, si è spostato verso la sponda, sul primo palo, a tenere il portiere sul primo palo Ramiro Torres. L'assist è molto preciso per Ettore Barbieri, che ha insaccato, e quindi doppietta per Ettore Barbieri. E Breganze a 14:04 dal termine sblocca le reti del secondo tempo, ma quello che è più importante, si porta avanti di 3 4-1, e quindi una prima ipoteca sulla vittoria del match viene imposta da Breganze con la rete di Ettore Barbieri, che si è quindi sbloccato anche in Serie 2. 4-1, quindi molto bene per Breganze. Il gol di Barbieri a mio avviso dimostra veramente una simbiosi che si è creata col nuovo allenatore e i suoi ragazzi. In power play è stato inserito Barbieri e dopo pochi secondi Barbieri al gol. Sicuramente si stanno amalgamando partita dopo partita. E qui c'è il rigore intanto concesso, anzi no, la punizione di prima concessa dal signor Nicoletti, con Guido Sgaria che si stava involando. È stato un contrasto, è stato subito il fallo. Chiara occasione da gol secondo il signor Nicoletti, che non ha considerato magari la caduta in aria di Sgaria, ha visto che il fallo era iniziato prima dell'ingresso appunto nell'area di rigore. E allora punizione di prima, che si incarica lo stesso Guido Sgaria di tentare di trasformare, a sfidare Marco Zanfi, che lo conosce. Sfortunato Guido Sgaria, coglie la traversa, il rimbalzo dice bene a Marco Zanfi, la palla danza pericolosamente davanti a lui, ma non varca la linea fatidica, e allora Breganze si salva nella circostanza. Rimane il 4-1 e riparte la formazione di casa con Capitan Costanaro. La buona accelerazione, il tentativo di assist per Ettore Barbieri, ma siamo dall'altra parte con Guido Sgaria che si produce in accelerazione, il tiro che rimbalza sui pattini di Marco Zanfi, che fa buona guardia. Breganze in possesso. È pronto anche a ritornare in campo dalla valle, ma adesso è Costanaro. Costanaro sbagliato il passaggio per Dal Santo. Dal Santo sceglie di non rinviare, ma di attendere il fallo dei 5 secondi come da regolamento. Allora, quando la palla ritorna nel settore difensivo, sono 5 secondi per varcare nuovamente la linea metà campo. Non dovesse accadere, c'è fallo tecnico, possesso agli avversari. Questa è stata la scelta di Stefano Dal Santo, che non ha cercato rinvii improbabili.
E allora Bassano che riparte con Dalia Giustina, che si libera con un buon gesto tecnico di Ramiro Torres. Cerca il tiro Dalia Giustina, fa buona guardia Marco Zanfi, buona la parata dell'estremo difensore. Qui è un cattivo controllo di Stefano Dal Santo, regala il possesso a Bassano. Attenzione, adesso vediamo il Bassano che è ripartito immediatamente all'angolo con Costenaro. Costenaro esce, Costenaro dall'angolo, recuperata pallina, Torres, Dal Santo, ancora per Torres, scambio proprio ancora per Dal Santo, Barbieri, tentativo di Barbieri intercettato dall'attaccante del Bassano. Costenaro, ancora Costenaro, tenta la deviazione Torres, veramente in serata, ancora Torres si smarca, niente, vuole troppo Torres e perde palla, riparte Bassano. Quasi confuso del match, attenzione qui, la deviazione ravvicinata di Jacopo Geremia, perde palla Torres e qui viene dato rigore dal signor Nicoletti che vede un fallo di Silvio Costenaro, reo a suo parere di avere alzato la stecca dell'avversario. Questa è la mimica, tanto abbiamo intuito dalla mimica del direttore di gara. La verità è che Breganze da qualche secondo si era esibito nel fondamentale che non piace a Néstor Perea, cioè la scarsa attenzione e concentrazione, la mancanza di intensità in fase difensiva, e in questo caso è costato la massima punizione. Toniolo che non trova la porta, ma vediamo al rimbalzo ancora Toniolo e ancora Marco Zanfi a dire di no. Scampato pericolo, ma recupera palla Bassano con Jacopo Geremia, fa buona guardia Silvio Costenaro dalla valle. Breganze che deve assolutamente alzare i ritmi, alzare la concentrazione, perché la partita non è finita. Bravo Barbieri qui che si libera molto bene di Jacopo Geremia, è sfortunato e cade, concede il possesso quindi a Guido Sgaria dall'altra parte. La conclusione, la parata di Zanfi, ancora Toniolo, Dalia Giustina, cattivo controllo per Dalia Giustina che si libera di Barbieri e Costenaro, azione insistita del numero 33 ospite, Sgaria a cercare Geremia, ancora Bassano in possesso, Toniolo. Batte la conclusione di Toniolo, Stefano Dal Santo, Dalia Giustina, Toniolo recupera palla, Dal Santo, riparte Breganze, Dal Santo, la conclusione, la parata di Merlo. Sicuramente qualche difficoltà in più in questo secondo tempo per il Breganze, che comunque recupera una quantità di palle veramente enorme. Bassano, ora riparte Sgaria, preciso il passaggio che ritorna nelle mani in possesso del Breganze. Dal Santo per Dalla Valle, tentativo di Dalla Valle, buono l'intervento del portiere bassanese, ancora Dalla Valle che perde palla all'angolo, riparte il Bassano. Riparte Bassano con Sgaria, tentativo di alza e schiaccia, fa buona guardia Zanfi, ancora Breganze disattento. Toniolo, la conclusione di Toniolo, deviazione di Costenaro, time out chiesto da Luis Nunes. Alla ripresa sarà possesso per la formazione ospite, è stata una deviazione in area di Silvio Costenaro con Néstor Perea che sta richiamando i suoi, probabilmente chiederà una maggiore attenzione in fase di costruzione, soprattutto nella riconquista della palla nei pressi dell'area di rigore. Qualche disattenzione di troppo negli ultimi minuti, in una di queste Breganze ha concesso un rigore non sfruttato adeguatamente da Toniolo. Sì, abbiamo visto che purtroppo queste disattenzioni vanno in un qualche modo risolte, diciamo così, perché sono le stesse disattenzioni che purtroppo hanno nella passata partita fatto un po' disorientare tutta la squadra del Breganze. Sì, diciamo che
la scorsa partita Braganza è stato sorpreso dall'ottimo inizio di Novara e non è più riuscito a rientrare nel match. Ha avuto qualche opportunità, ma Novara poi ha fatto quello che non ci si attendeva, cioè ripartire fortissimo nel secondo tempo e allungare in modo assolutamente irresistibile per la formazione di Nestro Perea. Questa sera invece Braganza è partito bene e sì, qui sta conducendo il match in relativa sicurezza, ma prepariamoci ad assistere a questi 9 minuti che saranno infuocati alla luce del gol di Dalla Giustina, che a 9 minuti dal termine approfitta di questa leggerezza difensiva di Braganza e porta i suoi a -2, 4-2 per Braganza. Fallo di squadra commesso da Bassano, l'8º, ma quel che è più importante, Braganza deve assolutamente alzare i ritmi perché è sopra di 2 e i minuti che mancano sono ancora 9. E allora vediamo un po' come si ripartirà in questa fase importante della partita. Barbieri atterrato, Barbieri ancora a metà campo, riparte il Braganza che non perde palla con Costenaro per Dal Santo, tentativo di Dal Santo da quasi metà campo, riparte ora Sgaria per il Bassano, Sgaria, Dalla Giustina, intercettato il passaggio Dalla Giustina da Dal Santo che viene indietro per Dalla Valle, sbaglia davanti alla porta Barbieri. Peccato, era un'ottima occasione per andare sul 5-2. Attenzione qui, e qui è Bassano a un passo dal 4-3. Sempre prontissimo il portiere del Braganza, ora è ancora Barbieri, cartellino blu per Dalla Valle. Sì. Momento di difficoltà questo del Braganza che non è riuscito a reagire. Ora vediamo chi si appresterà. Braganza si è rilassato troppo e Bassano ne sta approfittando. Vediamo un po' il tentativo di trasformazione di Dalla Giustina. Non dovesse segnare, Braganza avrà 2 minuti di inferiorità numerica, ovvero sia Bassano 2 minuti di power play. Vediamo. Dalla Giustina un ottimo tiratore e infatti segna, e allora Bassano assolutamente in partita. 4-3, tutto da rifare per Braganza. Come avevamo detto proprio nei primi minuti, sono sempre infinite queste partite di A2, non si può mai dire fino alla fine chi avrà meglio. 7-40, 8 i falli di squadra commessi da Bassano. Braganza quindi che deve assolutamente serrare le fila. Dalla Giustina, doppietta per lui, sicuramente ha avuto un ottimo impatto in questo secondo tempo il numero 33 ospite. Qui per un attimo Barbieri stava conquistando palla. Possesso per Braganza. Match che sembrava in ghiaccio e invece ci sarà da lottare. Imprecisa la conclusione di Torres. Forse un po' affrettata anche Fausto la conclusione di Torres, forse sarebbe il momento di riorganizzare un attimo le idee visto che ancora il Braganza è in vantaggio, per magari costruire qualche azione che possa riuscire a chiudere la partita. Sì, ma soprattutto Braganza deve alzare l'intensità difensiva, soprattutto nel proprio settore verso l'area di Zanfi, perché ha concesso troppe palle vaganti che sono state conquistate da Bassano, al contrario che nel primo tempo dove invece Braganza ha avuto un ottimo impatto sul match. Qui vediamo una buona riconquista da parte di Torres, ripartenza 2, la conclusione, ripallata Costenaro, dietro porta Costenaro, Barbieri, ancora dietro porta. Se Braganza tiene i ritmi alti non ci sono problemi, ma
fanno paura le se c'è ripartenze. confusione ne può approfittare, come in questo caso Bassano, vedi? E sono proprio quelle situazioni di incertezza che creano problemi, questa confusione. Nella confusione Breganze ci rimette, è quello che ad arte sta cercando Bassano, che non può tenere i ritmi di Breganze. Breganze dal punto di vista fisico ha uno strapotere sicuramente, ma se Breganze cala l'intensità e l'attenzione può rimettere in dubbio una vittoria che sino a qualche minuto fa sembrava non in discussione. Attenzione qui con Costenaro, in azione insistita, un passo da Merlo. Attenzione qui, l'arbitro non interviene, l'altra schiaccia di Barbieri. Sgaria, attenzione Bassano, ottima opportunità, il palo a salvare con Riccardo Tessarolo. Attenzione qui, interrompe adesso il gioco il signor Nicoletti, permette di assistere dalla Giustina, che da qualche secondo era caduto a terra, secondo in cui è capitato di tutto. Barbieri solo davanti a Merlo, ma soprattutto dall'altra parte una ripartenza terribile per Breganze, con Riccardo Tessarolo che è andato a un niente da trovare il gol di un insperato pareggio fino a qualche minuto fa, ma che per quanto si sta verificando adesso in pista Bassano non demeriterebbe. E allora bene ha fatto Nestor Perea a chiamare i time out e a catechizzare adeguatamente i suoi, come pensiamo starà facendo in questi istanti. Ripeto un po' quello che avevo detto pochi minuti fa, che sicuramente nell'intervallo l'esperienza dell'allenatore del Bassano ha fatto riorganizzare le idee ai propri ragazzi, che sono rientrati in campo sicuramente con delle ripartenze insidiose ma ben organizzate, e anche il palo di pochi secondi fa dimostra che il Bassano c'è, il Breganze c'è. Vedremo in questi ultimi 5 minuti di partita come cercheranno di affrontare questi minuti. Insomma, Neston, vediamo l'allenatore del Breganze Perea molto deciso nel dare indicazioni ai suoi ragazzi. Ricordiamo 8 falli di squadra per il Bassano, 4 per il Breganze, 5-12 al termine. Ora riparte la partita. Chi non è ancora ripartito sono gli Ultras, che stanno cantando dall'inizio di questa partita e sono sicuramente uno dei fattori importanti di questo gruppo di lavoro che è l'Hockey Breganze. Come dicono sempre, chi lavora in pista, chi suda per la pista, chi suda per la maglia e chi canta in tribuna. Questo è l'Hockey Breganze di questa fase, di questa importante stagione, la stagione della ripartenza in A2. Vediamo Ramiro Torres, 4 minuti e 40. Azione insistita del numero 57 locale, Costenaro. Pochi secondi, attenzione, fallo di squadra, ha fischiato blocco irregolare. E allora Bassano che riparte con Guido Sgaria. E c'è la rete, una deviazione di pattino sfortunata di Del Santo. Bassano che ha impattato nel punteggio, 4-4, 4-29 al termine. Non ci voleva per il Breganze. Sì, un'azione sfortunata questa sicuramente. Un tiro velleitario di Guido Sgaria, che ha trovato una deviazione sfortunata di Stefano Del Santo. Tutto da rifare per la formazione di casa. Torres, Del Santo, la conclusione di Del Santo murata da Guglielmi. Riparte il Bassano. Geremia, Sgaria, recupera Costenaro. vediamo Breganze in ripartenza dal Santo, la conclusione, la parata di Merlo, che sicuramente è stato protagonista di un'ottima prestazione. Torres per i suoi 3 minuti al termine, 3 minuti e mezzo. Palla filtrante, la deviazione di Del Santo, il nono fallo di squadra commesso da Bassano, autore del fallo Jacopo Geremia.
Bassano che deve sicuramente stare da adesso in poi molto attento. Sì, perché è un passo dal bonus. Torres, accelerazione di Torres. Il signor Nicoletti fa cenno che si può proseguire e allora riparte Bassano, palla persa dal Santi in possesso. Entra Dalla Valle per Breganze. Costenaro. La conclusione di Costenaro deviata a un passo dalla porta. È stato Dalla Valle a deviarla, tra l'altro. Esce Tessarolo, entra Toniolo. Bassano inserisce un difensore. Ragazze che dovrà sudare queste proverbiali 7 camicie per cercare di trovare il gol della vittoria. Riparte adesso con Dalla Valle, palla vagante, attenzione, Guglielmi, la parata di Zanfi. Dalla Valle, Dal Santo, 2 minuti e 30, palla vagante, il primo è Silvio Costenaro. Ancora Dal Santo, la finta di tiro di Dal Santo, l'accelerazione di Dal Santo, la conclusione, la traversa che nega la gioia del gol al 53 rossonero. Geremia, ripartenza dall'altra parte, ancora Dal Santo, la parata di Davide Merlo. Proprio in questi ultimi minuti, Fausto, come dicevi prima, quando chiamavi il Breganze a rialzare i ritmi, è proprio qui che stiamo vedendo sì. Quando il Breganze ha deciso di rialzare i ritmi. Purtroppo gli ha scossi il quarto gol. Sì, errore di gioventù che il Breganze non deve commettere, perché così si rischia di non vincere le partite, anche se mancano 2 minuti e quindi ancora lunga. Tra l'altro Bassano ha la spada di Damocle del nono fallo di squadra. Sicuramente in questi ultimi minuti si sente anche un po' di stanchezza nei giocatori e quindi può aumentare un po' il nervosismo in campo. Sì. E quindi vedremo questi non ultimi dovesse minuti. vincere la Breganze dovrà recitare in mea culpa comunque. Attenzione qui Guglielmi, a un passo dal 5 a 4 clamoroso, ancora si mette il bastone Marco Zanfi a salvare veramente letteralmente il risultato. Bassano a un passo dalla clamorosa vittoria, quindi conquista palla per i suoi Ramiro Torres. Vediamo Silvio Costenaro, l'accelerazione del capitano rossonero, l'azione insistita di Costenaro, paio di pattino con Toniolo che a chiamare la distanza. Scaria, Guglielmi, lo va a marcare stretto Dal Santo, ancora Torres, in azione insistita. Scaria, attenzione, Scaria, un passo da Strianti, se la cava ancora una volta, dall'altra parte, Dal Santo, Dalla Valle. Il signor Nicoletti dà possesso a Bassano. 57 secondi al termine di questa partita, sicuramente saranno 50 secondi di fuoco. Sì. Il fallo di Guglielmi non rilevato dal direttore di gara, entra Dalia Giustina per Bassano. Costenaro riconquista palla per i suoi, riparte Costenaro. Cade in area, la palla vagante, il tiro sopra la porta, ancora dall'altra parte Scaria, attenzione. Scaria. La parata di Zanfi, incredibile Zanfi. Probabilmente è l'ultima azione. Sì, ragazzi, all'ultimo possesso. Costenaro, tentativo, 30 secondi al termine. Fallo di squadra. Cerca di organizzarsi il Bassano. Sgaria e Guglielmi in possesso. Azione insistita, adesso vediamo se il ragazzo riesce ad avere l'ultima opportunità. Così è. Recupera Costenaro, Dal Santo, 20 secondi al termine. Dalla Valle, ancora per Dal Santo. L'ultima azione, Dal Santo intercettato. Sceglie di tirare, pessima scelta nella circostanza.
10 secondi al termine, attenzione, attenzione, salva ancora la partita per il Breganze Zanfi. 4 secondi, attenzione, è finita. Bassano un posto dalla clamorosa vittoria e invece 4-4. Breganze sicuramente deve recitare mea culpa per le disattenzioni ripetute che sono costate 2 punti preziosi, anche se il campionato è lungo. 4-4, quindi autori delle reti per Breganze, doppietta di Torres e doppietta di Barbieri. Per Bassano rete di Guido Sgaria, doppietta di Dalia Giustino e la sfortunata deviazione di Dal Santo sul tiro dello stesso Sgaria a impattare. 4-4. Finisce quindi così questo match. A risentirci per i prossimi incontri dell'Hockey Breganze da Fausto Pozzan. Vi ringrazio per l'ascolto. A te Sergio l'onere delle interviste, grazie per la collaborazione e a risentirci. Grazie a Marian per le ottime riprese. Buona serata. Grazie Fausto e a risentirci a tutti gli appassionati per le interviste che affronteremo tra pochi minuti.